Lega Nord, Presidente Regione Veneto, di nuovo insieme. Voglio ricominciare dall'ultima considerazione che ha fatto Alessandro Barbano, direttore del Mattino, che dice che quando si pensa a un governo non si deve pensare solo all'economia o allo sviluppo, ma si deve pensare anche a tutto il resto che un governo fa, e dice la sanità stessa non va trascurata. Anche probabilmente non è stato considerato un ministero centrale fino adesso, proprio perché in questi ultimi 10 anni la sanità è stata in capo alle regioni. Ci deve rimanere? Ma io direi proprio di sì. L'esperienza veneta insegna che virtuosità ed efficienza sono una realtà. La verità è che abbiamo 4 regioni in Italia, sono al sud, che hanno un buco di 5 miliardi, e io direi che un nuovo governo dovrebbe puntare a premiare i virtuosi. Premiare la virtuosità vorrebbe dire portare fuori dal pantano un paese che ormai non riesce più a salvarsi. Sì, saluto anche Vito Crimi, che è il senatore del Movimento 5 Stelle. Buongiorno Crimi. Buongiorno a lei. Arrivo subito da lei, ma voglio chiedere ancora a Luca Zaia, venendo alla politica nazionale, perché è per questo soprattutto che oggi ci stiamo sentendo. Zaia, il giovane Matteo, a lei piace, può fare? Ma guardi, io penso che in questi momenti di difficoltà, oltre alla simpatia, servano le prove concrete. Ha presentato in quel piccolo speech di 3 minuti al Colle un programma che è assolutamente mirabilante, un programma che prevede una riforma al mese. E io ieri ho detto che se riuscisse a fare tutto quello che ha detto, minimo lo fanno beato. Penso che anche lui si confronterà con il male maggiore che c'è in questo paese, che è quello di una democrazia malata, che è quello del potere di veto da parte di tutti, che è quello di dover trovare sempre una maggioranza che ti sostiene o ti sosterrà poi i provvedimenti. E prima qualcuno diceva, forse Totti, ne parlava Totti, il portavoce di Forza Italia, diceva alla fin fine, mi permetto di fare sintesi, cambiando l'ordine dei fattori il prodotto non cambia, perché Matteo Renzi ha esattamente la stessa maggioranza che aveva Enrico Letta. Chiederei al segretario del PD Renzi come mai il suo ex presidente del Consiglio Letta non ha realizzato questa riforma. Vito Crimi, Movimento 5 Stelle. Luca Zaia ci ha detto che ancora non sa se la Lega vedrà Matteo Renzi per le consultazioni preliminari alla decisione di sciogliere la riserva. Voi che cosa avete deciso? Renzi lo incontrerete oppure no? Guardi, facciamo un'assemblea a metà giornata e decideremo tutti insieme. Una cosa però è abbastanza chiara, ormai credo che tutti l'abbiano capito, noi non ci basiamo più sulla fiducia, non è sufficiente che arriva un volto nuovo, cioè presunto nuovo, con la stessa maggioranza, con la stessa storia alla fine dietro, e ci viene a promettere cose mirabolanti. Non è sufficiente, non lo ha fatto Bersani, che è arrivato promettendo sul tavolo un programma in 8 punti e un suo governo. Letta ha presentato il suo programma e anche lui prevedeva cose mirabolanti in 18 mesi, e vedete dove siamo arrivati. Quindi non ci basta più che arrivi qualcuno a raccontarci cosa vorrebbe fare, ma vogliamo vedere i fatti. Quindi noi la fiducia la daremo nel senso del termine, cioè di vedere di volta in volta i fatti e non assolutamente in bianco come non abbiamo fatto con i precedenti. Sì, sentiamo un ascoltatore. Giorgio, da Milano, buongiorno. Buongiorno, quello che io chiedo a tutti, comprese le opposizioni che anche loro fanno proposte o si oppongono, è: primo, un'estrema chiarezza in pochissimi punti di che cosa si vuol fare; secondo, quanto costa cosa si vuol fare, bisogna che ci si sporchi le mani dicendo quanto costa, e che ci si sporchi ancora di più le mani dicendo dove si prendono i soldi per farlo, perché senza queste piccole premesse che il normale budget aziendale deve essere fatto, promesse e proposte fanno semplicemente ridere. Grazie a lei, sentiamo cosa rispondono Zaia e Crimi. Luca Zaia, che cosa si deve fare e dove reperire i fondi? Ma guardi, noi una soluzione ce l'abbiamo, e se fossero premiate le realtà virtuose, penso che se si applicassero i costi della pubblica amministrazione del Veneto a tutta Italia avremmo un risparmio di 30 miliardi di euro. Questo sarebbe un buon inizio per un paese che ha 2.000 miliardi di debito pubblico e paga circa 70-80 miliardi all'anno di interessi sul debito pubblico. Le faccio un esempio, è sempre l'esempio che faccio, ma per dare un'idea anche agli ascoltatori: da noi in ospedale in Veneto un pasto in ospedale costa 6,5 euro, in giro per l'Italia, e vi lascio indovinare dove, questo pasto viene a costare 60-80 euro. Certo. Da qui bisogna iniziare. Senta,
sto ricevendo messaggini dal suo staff che la devo liberare perché deve entrare in un altro media, però prima le voglio chiedere... tranquillo, sono qui. Ah, perfetto, le voglio chiedere comunque prima di andarsene un'ultima cosa che riguarda la manifestazione di oggi degli artigiani e dei commercianti a Roma. Per loro cambierà qualche cosa? Ci sono le condizioni perché cambi, perché cominciano a riscuotere quello che devono riscuotere e comincino a godere della ripresa che comunque ci dovrà essere? Ma guardi, deve cambiare. Le parlo da governatore del Veneto che ha 600.000 imprese e queste imprese, l'80% di queste imprese ha meno di 15 dipendenti, quindi sono piccole e medie imprese. Gli artigiani che sono lì oggi, molti sono veneti e queste imprese lasciano come residuo fiscale a Roma ogni anno 21 miliardi di euro. In nessun paese, in nessuna azienda chi produce viene penalizzato, in Italia sì. Quindi io dico che se non cambia il fallimento per il paese è garantito, c'è poco da stare a discutere. Sì, Vito Crimi, stasera tutti a vedere che cosa farà Beppe Grillo. Non mi aspetto che lei me lo dica anche nel caso lo sappia, ma vi siete consultati in rete su quella che potrebbe essere la sua performance fuori e dentro l'Ariston? Ma assolutamente no, non mi sembra il caso. Beppe Grillo è l'uomo libero e libero di fare, andare dove vuole, ha comprato i 2 biglietti per l'Ariston e andrà all'Ariston come spettatore, come come uomo di spettacolo, perché come politico probabilmente anche voi avreste la cosa da dire. Lui va come spettatore, ognuno poi decide di fare, di andare e fare quello che ritiene opportuno. Credo che sia molto significativo comunque il suo ritorno in quel posto che lo ha visto protagonista tanti anni fa della sua cacciata dalla RAI, diciamolo. E vorrei risponderlo anche all'ascoltatore. No, infatti sarei tornato appunto, certo, naturalmente. Allora, guardi, noi abbiamo 2 priorità che abbiamo messo sul tavolo e le abbiamo già messe, quindi nessuno venga a dire poi che il Movimento 5 Stelle non ha fatto proposte. Le priorità sono una seria legge anticorruzione, alla Camera è stata appunto proposta, che serve a recuperare risorse, e il reddito di cittadinanza. Dove trovare le risorse per il reddito di cittadinanza? Le troviamo basandosi innanzitutto su tutte le risorse attualmente stanziate per tutti i sistemi di sostegno al reddito, da disoccupazione, cassa integrazione o altro. C'è tutto un insieme di quasi 20 miliardi di euro spesi per l'iniziativa di sostegno al reddito. Crediamo che debbano essere spese in modo universale a tutti, ed è un sistema che si autoalimenta, perché quando arriva a un cittadino disoccupato un reddito minimo di 1.000 euro, immaginate quello, già 220 euro appena spesi ritornano come IVA, e così a seguire le accise, tutto quello che quel cittadino spende ritorna nelle casse dello Stato. Ogni disoccupato che abbiamo in giro sono entrate inferiori per lo Stato, quindi anche detassare chi assume disoccupati o interventi di questo tipo sono comunque risorse che sono tutti interventi che permettono di avere maggiori entrate per lo Stato anche di conseguenza. La saluto. Senatore Crimi, grazie per essere stato ancora una volta con noi. Luca Zaia, poi saluto anche lei e passo al Partito Socialista e al Partito Democratico. Luca Zaia, su che cosa si trova d'accordo con questo partito che molti vedono come una filiazione di quella che fu la Lega 20 anni fa? Guardi, noi abbiamo sicuramente da far notare che comunque su molti temi siamo assolutamente solidali e sono temi sui quali noi abbiamo investito molto della nostra attività politica. Penso al tema dell'Europa, al tema dell'anti-euro, la burocrazia, e poi ovviamente ci sono delle partite che non collimano, ad esempio quella dell'indipendenza, dell'autonomia delle nostre terre, che non collima con una visione nazionale che è il partito di Grillo. In generale dico che la protesta poi deve trasformarsi in proposta. Da parte mia, da parte di molti amministratori della Lega, questa protesta l'abbiamo trasformata in buona amministrazione, in efficienza, esattamente quello che i cittadini chiedono. Le faccio un esempio e poi mi zittisco. Si chiede tanto una nuova legge elettorale a livello nazionale. Noi siamo stati eletti nel 2010 in Regione del Veneto e già dopo un anno avevamo fatto una nuova legge elettorale, che sarà la nuova legge per le votazioni del 2015, che prevede la scelta dei candidati direttamente da parte dei cittadini, e quindi non ci sarà più ad esempio il listino bloccato. Questa è una delle tante riforme, piuttosto che aver bloccato a 2 il numero dei mandati degli amministratori. Le dico una cosa, sì. Così le dico un'altra prima: mi fa sapere Salvini, a meno che non sia smentito, ma penso proprio di no, mi ha appena mandato un messaggio: incontriamo Renzi alle 15:30.
Ah, beh, questa sì che è una notizia, anche perché fino al momento non si sapeva, quindi Salvini ci sta ascoltando e le ha dato questo assist mandandole questo SMS. Vi saluto entrambi allora, grazie a Luca Zaia, Presidente della Regione Veneto, buona giornata. Grazie, buongiorno.